Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Cattolica e dintorni. Apriamo la puntata di oggi con la festa del Graduation Day, ovvero la consegna dei diplomi agli studenti che hanno frequentato il Master in Sviluppo Umano e Ambiente. Vediamolo insieme. Professor Manavasi, oggi l'Alta Scuola per l'Ambiente consegna diplomi a ben 23 studenti. Che tipo di formazione hanno ricevuto questi giovani? Le nuove professionalità ambientali. Questo è il focus del Master in Sviluppo Umano e Ambiente che oggi concludiamo appunto con questa solenne cerimonia dove al centro è l'innovazione progettuale e che è la questione per cui è nata l'Alta Scuola per l'Ambiente. Chiara, tu che progetto hai realizzato per il Master in Sviluppo Umano e Ambiente? Allora, io ho dato molto risalto alla memoria storica e al recupero della lingua dialettale di un paese dell'Alta Val Camonica, di cui mia mamma è originaria. Ho cercato di valorizzare il territorio, si tratta di un paese che è all'interno del Parco Nazionale dello Stelvio e quindi la possibilità poi di sviluppare una rete di relazioni con altri paesi. Dottor Tarantini, formazione, sviluppo della persona, attenzione quindi alla persona. In una grande azienda come A2A, qual è il suo atteggiamento? Quali sono le sue linee che sta attuando? In questo bisogna innanzitutto formare nuove generazioni, sia dal punto di vista tecnico, anche dal punto di vista di una coscienza diversa di cosa vuol dire produrre ricchezza, di cosa vuol dire lavorare, il significato di tutto quello che può significare la crescita di una comunità, di una città. Io credo che A2A abbia già dato nella sua esperienza, nella sua storia un contributo positivo. Oggi siamo un'azienda che compete su un mercato liberalizzato, dunque deve dotarsi di patrimonio, di forte innovazione e l'innovazione parte soprattutto nel qualificare e formare intelligenze. Far sì che la ricerca multidisciplinare nell'Ateneo dei Cattolici Italiani sull'ambiente sia foriera di nuove strategie, nuovi metodi di intervento, nuovi strumenti per affrontare le sfide dell'ambiente. Ho scritto un saggio breve il cui argomento era un'analisi su come la pedagogia si inserisce nella globalizzazione, nella nostra realtà globalizzata, valorizzando l'individuo affinché sia proprio l'individuo formato per tutto l'arco della vita ad essere poi protagonista della svolta culturale necessaria per la realizzazione di uno sviluppo sostenibile. In A2A io credo che la cosa più interessante che sta partendo e su cui ci focalizzeremo molto è proprio sulla formazione, e proprio a Brescia nascerà un centro di formazione, di qualificazione, di innovazione, ricerca, di prequalifica delle aziende che devono lavorare nei grandi progetti di cui A2A sarà in qualche modo, visto anche la sua dimensione, sarà il capofila, ovviamente in collaborazione con tutto quello che già la nostra città produce di buono in questa direzione. Bisogna soprattutto avere i piedi per terra e le aziende come A2A, che sono anche aziende quotate, devono rispondere anche delle logiche di profitto, evidentemente, però il profitto, ripeto, diventa duraturo come bene, come ricchezza, se è a salvaguardia un po' di tutti gli equilibri che ci sono all'interno di una comunità e all'interno di una regione, di un territorio. Che tipo di impiego potranno trovare questi studenti? Per la verità molti di questi masterizzati, chiamiamoli così, sono già stati acquisiti dalle imprese, dagli enti presso cui stavano svolgendo lo stage. Quindi nel corso del master è avvenuto quello che ci auguravamo, e cioè i loro progetti, le loro idee, questi talenti sono stati messi immediatamente all'opera. Questo è il miglior viatico anche per la nuova edizione, la terza, che si aprirà il 10 di febbraio con un evento dal titolo Green Life 2011, progetti per la sostenibilità sociale e lo sviluppo. Anche la Cattolica ha celebrato la giornata della memoria come una mostra allestita presso la biblioteca, frutto della collaborazione fra l'Archivio Storico della Resistenza bresciana e l'Archivio di Stato. Vediamolo insieme. Professoressa Botteri, Archivio Storico per la Resistenza, al quale lei lavora con la Biblioteca Ottorino Marcolini, ha organizzato questa mostra per ricordare la giornata della memoria. Ci vuole un po' introdurre come si caratterizzò Brescia l'antisemitismo? Brescia, come il resto d'Italia, nel 1938 dovette subire
leggi razziali, e quindi inizialmente nel 1939 comincia a mettere in pratica queste leggi. Sono leggi che interessano la popolazione ebrea e in modo, come dire, progressivo le persecuzioni razziali diventano sempre più stringenti. I documenti che ci sono stati prestati appunto dall'Archivio di Stato, e alcuni sono invece di proprietà dell'Archivio Storico della Resistenza, sono interessanti perché raccontano un po' anche la vita di tutti i giorni degli ebrei nel momento in cui escono le leggi razziali. Per salvarsi vengono fatte anche alcune manovre particolari. Per esempio c'è la vicenda della famiglia Cohen che chiede che venga cambiato il nome da Cohen in Celi. Questa è la richiesta ufficiale in cui il sottoscritto, squadrista della primissima ora e che partecipò all'epica marcia su Roma, chiede di poter cambiare il proprio nome. Una parte della mostra è dedicata all'esposizione del periodico La difesa della razza, che era il quindicinale che da un punto di vista culturale cercò di dare una validità scientifica all'idea della diversità delle razze, e non solo se la prende con gli ebrei, ma in realtà con tutte le minoranze etniche. Abbiamo esposto alcuni numeri di Scuola Italiana Moderna, che era la rivista di riferimento dei pedagogisti italiani, in cui danno indicazioni alle maestre su come comportarsi in caso di presenza nelle classi di ragazzi ebrei. E ora andiamo insieme a scoprire quali libri ha preparato per noi Silvia Mazzetti. Eccoci tornati con la nostra rubrica libri. Il primo libro di cui parliamo è dedicato ai bambini. Circa 2 anni fa, nel 2008, Gherardo Colombo venne a presentare il suo libro, dedicato stavolta agli adulti, intitolato Sulle regole, in cui spiegò che per avere un mondo migliore, tutti, ma proprio tutti, devono rispettare delle regole, devono osservare le leggi. Stavolta torna con questo libro intitolato Regole raccontate ai bambini, perché si è reso conto che in realtà il mondo appartiene ai bambini, perché sono loro il futuro. In questo libro Gherardo Colombo, insieme a Marina Morpurgo, spiegano ai bambini che cosa sono le leggi, che cos'è la giustizia e perché le regole sono diverse da paese a paese. Questo è Regole raccontate ai bambini, di Gherardo Colombo e Marina Morpurgo. Nel 406 a.C. Akragas, l'antica Agrigento, viene distrutta dai cartaginesi. Calibas, un mercenario al servizio della città, cercherà di scappare portando con sé un sacchetto pieno di monete. Verrà fermato da una vipera, ma prima di morire spargerà tutte le monete più lontano che può. Quasi 2000 anni dopo, un'altra città siciliana, Messina, viene distrutta, stavolta per cause naturali, un terremoto, che riporterà alla luce una delle monete di Calibas, che verranno date a uno zar. Un anno dopo, uno zappatore ignaro del valore inestimabile dell'oggetto ne troverà un'altra. Cercherà di regalarla al dottore del paese, ma per una serie di strane coincidenze la moneta sembra voler scappare, permettendo all'autore di costruire una storia avvincente e coinvolgente. Questa è la moneta di Akragas di Andrea Camilleri.
L'ultimo libro di cui parliamo è il romanzo d'esordio di Egidio Perna. Ho deciso di parlarvi di questo libro per vari motivi, ma soprattutto perché sono sicura che ognuno di noi può rispecchiarsi sia nell'autore che nella vita di Vincenzo, il protagonista di questo libro. La storia è ambientata nella nostra città, Brescia, e Vincenzo, il dottor Pendolare, è un napoletano che lascerà il suo amato sud nella speranza di riuscire a trovare un lavoro migliore al nord, che gli permetta di mettere a frutto i suoi studi e di farsi una famiglia con la sua fidanzata, Laura, che per amore lo accompagnerà in questa avventura. Viaggerà dal 1988 al 1997, un periodo lunghissimo che farà crescere l'adulto Vincenzo. In questo libro i temi che scorrono sono la paura della novità, i sacrifici, la difficoltà di trovare un lavoro di fronte a chi magari è raccomandato e chi, come Vincenzo, non ha nessuna referenza. Però al tempo stesso è sempre l'amore e la speranza che scorrono tra le pagine, perché l'autore, Egidio Perna, ci spiega che anche quando sembra non ci sia più soluzione a un problema, basta aspettare e avere fiducia. In questo libro lo stile è molto dettagliato, preciso e minuzioso, come se l'autore volesse farci rivivere ogni momento della vita di Vincenzo e anche per spiegarci come ogni momento della vita di ogni persona vada respirato a pieni polmoni. Questo è il dottor Pendolare di Egidio Perna. Anche per questa puntata è tutto, noi ci fermiamo qui, vi do appuntamento come sempre la settimana prossima, il venerdì alle 20:45 su questa rete. Per chi volesse rivedere i nostri servizi sono disponibili su UCAT. Grazie per essere stati con noi.